Come promesso, apriamo oggi una parentesi che occuperà questa e la prossima spigolatura per scoprire la situazione economica e sociale di alcune comunità del Meratese. Così come emerge dalla risposta ai 45 quesiti, anzi al 45esimo quesito, che la giunta di Pompeo Neri sottopose ai responsabili dei comuni milanesi nel maggio del 1750. L'area d'indagine comprende 17 comuni allora autonomi e compresi nel territorio che dai versanti meridionale e orientale del Monte di Brianza degrada o verso l'Adda o lungo i tratti superiori dei rami del torrente Molgora e del Curone. In ordine alfabetico sono Airuno, Aizzurro, Albosco, Alduno, Bagaggera con Galbusera, Arlate, Beverate, Borlengo, Brivio, Calco, Cassina Framartino, Oè con Tremonte, Mondonico, Pianezzo, Porchera, Olgiate, Sartirana. In realtà soltanto 9 di questi comuni risposero al 45esimo quesito, perché Airuno e Beverate consegnavano in bianco la domanda. Bagaggera invece si limitò a una supplica alla giunta. Mentre Borlengo, Cassina Framartino, Pianezzo, Porchera e Sartirana si limitarono a ribadire le osservazioni del comune di Calco, evidentemente per vicinanza e somiglianza dei rispettivi territori e perché l'estensore della risposta era sempre la stessa persona. In questa spigolatura presenteremo citazioni della lunghissima e articolatissima risposta al 45esimo quesito scritta dal deputato Giacinto Carozzi per conto del comune di Brivio, nel quale peraltro risiedeva insieme al suo potente clan. Ritroveremo temi già sviscerati nelle precedenti spigolature, ma qui potremo toccarli con mano, con esempi molto concreti. Altri temi sono invece esclusivi di Brivio e della sua peculiare economia legata alle risorse economiche dell'antico lago di Brivio. Così esordisce il Carozzi. La terra di Brivio giace sulla riviera del fiume Adda, che sta opposta alla Valle San Martino, dominio veneto, popolata da abitanti più pescatori che contadini e meno industriosi al mercimonio ed alle arti, per essere nati, allevati ed inclinati alla sol pesca, da cui per l'addietro ricavavano il loro privato e pubblico sostentamento. Queste pochissime righe presentano due questioni cruciali: l'attività della pesca, quale professione principale dei briviesi, e la questione del confine politico, che dalla metà del 400 fino alla fine del 700 condizionò Brivio, col suo triste corollario di battaglie, pressidi militari, ma anche spionaggio, contrabbando e pesca di frodo tra le sponde nemiche. La questione della proprietà del lago e dell'uso delle acque spiega il progressivo declino economico di Brivio. L'anno 1626 la comunità di Brivio dovette provare innanzi la Regia Camera l'antico, immemorabile e primitivo suo diritto e possesso di pescare in quella parte del fiume, qual chiamasi il lago di Brivio. Quindi, pochi anni dopo, fu costretta a alienare il suddetto lago, appunto per sanare il grosso debito di 50.000 lire, in circa, contratto nella suddetta transazione, spese annesse. Una situazione paradossale. Il comune di Brivio, per dimostrare al governo spagnolo di essere proprietario del lago, si indebitò a tal punto che dovette venderlo a un privato. I diritti di pesca furono acquistati dai conti Corio, che dimoravano a Robbiate, nell'attuale palazzo Corio Brugnatelli. I poveri pescatori dovettero così prendere in affitto porzioni di lago ed edifici di pesca. Ma tra le due parti si insinuarono dei terzi incomodi. Ascoltiamo il Carozzi. Dopo la detta vendita convenne tanto a poveri pescatori quanto a proprietari degli edifici di pescagione posti in detto lago convenire e patteggiare un'annua affittanza e cominciarono a sentirsi frequenti attentati di usurpazione da parte dei confinanti bergamaschi, per lo che sempre più andò deteriorando quella vendita. Un danno particolarmente grave per la comunità briviese fu l'assegnazione al confinante comune di Capiate delle isole poste nella parte superiore del lago, ove dicesi il campo della Stoppata e Foppone.
Infatti, nell'anno 1715 tutte le suddette isole di Pertiche numero 1500 furono descritti a libri del Ducato sotto nome di Pascoli in comune di Capiate. Dunque, una parte delle isole della stoppata e del Foppone furono assegnate al comune di Capiate, oggi frazione di Olginate, e una parte di esse usurpata dai bergamaschi. Ma il Senato annullò l'atto di vendita in base alle costituzioni di Carlo V, che vietavano l'acquisto di parti del fiume da parte di persone residenti sulla sponda bergamasca, cioè veneziana, dell'Adda. Ma, nonostante però le suddette provvidenze, tutte le dette isole si possiedono da esteri bergamaschi, parte in pascoli liscosi, parte in arginate peschiere di usurpata pescagione. Perciò la comunità di Brivio protesta contro l'ultimo catastro, non avendo sopra dette isole né il diritto, quale appartiene al comune di Capiate, né il possesso usurpato dai bergamaschi. In sintesi, le isole comprate dai fratelli Sozzi, bergamaschi e quindi stranieri, erano da loro sfruttate illegalmente, ignorando addirittura una sentenza del Senato milanese. Isole comunque assegnate al territorio di Capiate. Gli agrimensori della giunta del censimento avevano inserito per errore queste isole nel mappale del comune di Brivio. Ma non finisce qui. L'usurpazione del fiume, che dalla pace di Lodi del 1454 apparteneva interamente a Milano, coinvolgeva anche il comune di Montemarenzo, cui erano state assegnate altre isole. Così scrive il Carozzi. Similmente alla comunità di Montemarenzi, territorio bergamasco, si assegnano e descrivono altre isole, poste sulla parte letteralmente veneta del fiume, quali, benché usurpate, devono essere di giurisdizione reggia, siccome tutto il fiume, a cui servono di solito navigabile e pescabile, alveo in tempo di solita escrescenza. Il trucco escogitato dai bergamaschi era stato quello di unire queste isole, vicinissime alla sponda sinistra del fiume, alla terraferma e dunque al territorio di Montemarenzo, con un ponticello in legno, asserendo che quest'ultimo era da considerarsi territorio veneziano e con esso l'isola usurpata a esso collegata. Conseguenze, un drastico calo delle vendite della pescagione. La suddetta tanto deteriorata pescagione appena rende al cavaliere proprietario l'annua cavata di 1200 lire, quando precedentemente vendeva più di 4000 lire. Dal notabile dunque pregiudizio del proprietario si può dedurre quello dei fittabili pescatori ed in conseguenza il comunale pubblico. Esistevano forse alternative economiche concrete alla pesca? A detta del Carozzi, no, poiché il territorio di Brivio giace tutto alla lunga sullo stesso margine del fiume e sue paludi. Il clima perciò è soverchiamente umido e nebbioso, il terreno in buona parte cretoso, nell'intemperie piovosa fangoso, nell'intemperie secca duro e arido. La resa del terreno era decisamente scarsa, producendo solo grano di formento e formentone con qualche poco di segale, senz'altro secondo seminevio di minuti. Ed il raccolto dei suddetti generi non eccede stare 4 per ogni pertica, compresa la semenza nelle annate più propizie. I legumi sono scarsissimi, consunti per lo più dalla notturna e mattutina nebbia. Per non parlare poi del vino, addirittura oggetto di sfottò da parte dei paesi confinanti. Il vino scarso, scolorito ed insipido, perciò moteggiato dai vicini per vino di salice e screditato in uso delle osterie della città, da cui il territorio dista 24 miglia. Difficilmente si conserva e per l'innata sua debolezza e per l'umidità delle cantine o allagate o inumidite dall'escrescenza del fiume. A dimostrazione di quanto affermato sui cereali e sul vino, il Carozzi aggiunge: basta il concludere che nel triennio passato il raccolto dei grani minuti e del vino è stato così scarso che ha appena supplito al comunale alimento per la metà dell'anno. E dall'anno 1708 sino al 18, per un novennio intero, si bevette più acqua che vino, per la mortalità seguita nelle viti del 1709 e successiva intemperie del Brine, a cui più di ogni altro è soggetto il suddetto territorio. Peraltro le colline sono avare di legna, così scrive il Carozzi. Le stesse poche colline abitate sono danneggiate dalla stessa intemperie umida e nebbiosa, con il brusore e dell'uva e dei stessi pampini.
Non produce legna da fuoco, quale si deve in buona parte provvedere dal vicinato, e per consumo domestico ed in uso della derelitta pescagione. Nemmeno scarseggia il legname necessario per le viti. Per non parlare della scarsa gelsibachicoltura. Il raccolto delle galette è il più incerto e mediocre, mentre un'ocia di semenza rende al più un peso di galette di bassa qualità, essendo l'area territoriale non meno nociva ai bigatti che alla foglia, e le stesse piante dei mori difficilmente si allevano e sono poco durevoli, e dalle radici semimorte resta in tal modo ammortato il terreno che non si vi può più rimettere una nuova piantazione. Inoltre, poiché gli unici terreni produttivi erano in collina, la spesa del lavorerio è maggiore, perché non si fa con l'aratro, ma a ponta di tarda e faticosa vanga per opera più di contadini condotti che nazionali e di più industriosa cultura, e spendioso in grasso. Molto interessante l'accenno alla manodopera straniera. Immaginiamo dalla vicina Bergamo, vista la scarsa attitudine dei briviesi all'agricoltura. A completare questo quadro desolante vi sono quelli che oggi chiameremo eventi atmosferici estremi. La frequenza poi e violenza dei turbidi tempestosi, comune a tutti i colli di Brianza, accade più fatale a questo territorio, più vicino alle paludi, oltre alla solita estiva escrescenza del fiume, che tanto danneggia le case, i prati e i seminati. Come se non bastassero i problemi economici, vi erano pure problemi legati alla strategica posizione del confine di Brivio. Così afferma il Carozzi. Sono pure notorie e famose le fazioni militari sostenute sulla riviera d'Adda nel principio del corrente secolo, essendo la terra di Brivio, fra le altre, non meno esposta a transiti, alloggi e somministrazioni, per essere una delle fisse stazioni tra i forti eretti sul fiume Adda. In pratica, Brivio era tenuta ad alloggiare sul proprio territorio le truppe in transito, fossero esse amiche o nemiche. Impressionanti numeri relativi al periodo 1733-1736, durante la guerra di successione polacca, che vide il primo transito ed alloggio dei Gallosardi in numero di 4.000 e più uomini, il secondo degli spagnoli in numero di 2.000 in circa, senza considerare un appostamento di dragoni, senza che nell'anno 1736 a questa parte siasi ottenuto dal ducato veruna compensa. 4.000 soldati in un paese che nel 1751 contava circa 1.000 abitanti. Le conseguenze sul bilancio comunale furono devastanti. Il Carozzi ci informa che il 90% delle entrate comunali di Brivio era destinate al mantenimento dell'esercito e solo il 10% a spese per necessità locali, compresi gli stipendi del console, sindaco, postaro e cancelliere, che erano pure esenti dalle tasse locali. E poi spese infinite, spese straordinarie di riparazione della strada milanese, la necessità di concorrere con la veneranda scuola del Santissimo alla nuova fabbrica della chiesa prepositurale, difforme e ormai cadente. Ma dallo scritto del Carozzi emergono anche spese ben più inquietanti per cadaveri annegati, bambini esposti, visite criminali molto frequenti in questo litorale di confine. Un affresco davvero a tinte fosche quello di Brivio nel 1751, non solo dal punto di vista politico ed economico, ma anche sociale e addirittura criminale. Forse un pochino esagerato, perché si sa, bisogna sempre piangere di fronte ai responsabili fiscali. Ma gli altri comuni vicini e soggetti all'antica pieve di Brivio, citati all'inizio del video, se la passavano meglio? Se volete saperlo, ascoltate la prossima spigolatura, amici del Bruco.